Buonasera, allora sì, io sono Marco Prede di Repubblica. Intanto evidentemente la Liguria non è una terra di mafia, tra virgolette, per tradizione o per vocazione. Se quindi alcuni atteggiamenti, comportamenti mafiosi e alcuni reati tipici delle organizzazioni criminali si sono ripetuti, è stato anche perché è stato trovato forse un terreno fertile, e allora bisogna per forza parlare di rapporti tra personaggi, organizzazioni comunque criminali con parti delle istituzioni, dell'amministrazione, della politica, e insomma vedere che terreno fertile nel caso hanno trovato. Ecco, se partiamo un po' da qui, procuratore, cioè rapporti tra, attraverso le vostre inchieste, che tipo di vicinanza, comunanza, se non collusione, avete trovato tra appunto il crimine o rappresentanti in sede locale di organizzazioni criminali con la parte che dovrebbe essere sana e guidare una società, che è quella appunto la politica, le istituzioni e le amministrazioni. E intanto insomma questo un primo bilancio di questi suoi, se non mi sbaglio, sono 3 anni oramai che è qua nella nostra regione, in questa provincia in particolare. Per rispondere alla domanda del dottor Preve, che certamente ha messo in campo un argomento delicato, quello dei rapporti tra criminalità organizzata e politica, ecco, occorre fare una premessa. Mi dispiace che non ci sia qui la dottoressa Canepa, che, apro una parentesi, vi saluta affettuosamente, aveva promesso di intervenire, però purtroppo per lei e per noi è molto brava, è molto attiva, e quindi se la contendono da tutte le parti, e quindi diciamo il suo impegno istituzionale come rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia ha prevalso rispetto al suo desiderio di essere qui con noi, e in questo momento sta viaggiando da Bologna verso Genova, più vicino a Bologna che non a Genova oggettivamente. Certamente lei, dal suo osservatorio qualificato di Roma, della Procura Nazionale Antimafia, avrebbe potuto dare delle risposte a 360 gradi. Qualcosa vi posso accennare anch'io, attingendo al mio limitato territorio di competenza, che è quello del circondario di Sanremo, confrontando le mie esperienze con quello che ho potuto leggere negli atti giudiziari preparati in uffici che sono direttamente impegnati, costantemente impegnati proprio nella lotta al crimine organizzato, come sono le procure meridionali, soprattutto quella di Reggio Calabria. Questo per dirvi che il problema attualmente qui nel nostro ponente Ligure è rappresentato quasi esclusivamente dall''ndrangheta e dalla criminalità organizzata di matrice calabrese. C'è stata in passato una presenza significativa, e c'è tuttora, della camorra, ma certamente in questo momento, se dobbiamo parlare di criminalità organizzata vincente, dominante nel ponente Ligure, è sicuramente l''ndrangheta. Ma che cos'è l''ndrangheta? In questo senso le ultime indagini, parlo degli ultimissimi anni, dal 2008 in poi, ci hanno consentito di avere un quadro più chiaro di questa associazione criminale, che è sempre stata molto difficile da indagare, perché è a tutti gli effetti un'associazione tipo segreta. È un'associazione che per esempio non consente la partecipazione ad incontri tra affiliati anche di persone estranee. Intendo dire, se un politico, visto che si è parlato di politica, intende ottenere un appoggio in una competizione elettorale da un'andrina o da un locale di 'ndrangheta, non sarà mai ammesso a partecipare alla discussione tra gli affiliati. Loro discuteranno per conto loro, poi gli comunicheranno gli esiti. Ecco perché è sempre stata molto difficile indagare questa associazione, perché nasce in primo luogo come associazione legata in cui gli esponenti, gli affiliati sono legati tra loro da vincoli di sangue, e poi
come un organismo umano, da cellula nasce altra cellula, con matrimoni a volte, comunque con alleanze legate sempre da vincoli di parentela, che porta a costituire organismi sempre maggiori. Però tutto sommato, grazie alle poche dichiarazioni di alcuni pentiti, che sono pochissimi per quanto riguarda l''ndrangheta, e soprattutto grazie alle attività tecniche di intercettazione che sono state portate avanti in questi ultimi 3-4 anni, finalmente possiamo dire di avere un quadro più chiaro. Allora, innanzitutto abbiamo scoperto che l''ndrangheta si è data un'organizzazione molto simile a quella della mafia siciliana. Noi avevamo sempre pensato che esistessero le ndrine, cioè questi gruppi familiari autonomi e che potevano fare di volta in volta delle alleanze per non calpestarsi i piedi a vicenda. Abbiamo invece appreso che negli ultimi tempi loro stessi si sono resi conto che per essere una holding multinazionale hanno necessità di darsi delle regole precise anche per quanto riguarda l'elezione dei capi e suddividersi i territori di competenza. E allora attualmente la situazione allo stato dell'arte, perché comunque anche all'interno della 'ndrangheta si è in continua evoluzione, possiamo dire che il nucleo fondamentale dell'associazione criminale è l'andrina, legata proprio a un nucleo familiare eventualmente allargato, sopra la quale c'è il locale o la locale a seconda delle edizioni rappresentate, che al cui interno sono rappresentate più ndrine con un capo locale, e ogni locale fa capo in ogni caso a 3 mandamenti, che sono quelli della Tirrenica, della Ionica e di Reggio Calabria centro città, dove per esempio è notorio che il clan dominante è quello della famiglia Albaro. Al di sopra di questi 3 mandamenti c'è una provincia, possiamo definirla una cupola, comunque diciamo un organo sovraordinato a questi 3 mandamenti, diretto da un capo che ha la qualifica di capocrimine. Si sono dati anche una specie di, come dire, di scaletta di cariche che vengono rispettate, molto complicate devo dire, perché all'interno per esempio della locale o del locale c'è una società minore e una società maggiore. Chi fa parte della società minore ha dei gradi inferiori ovviamente a chi fa parte della società maggiore, e solo chi fa parte della società maggiore può affiliare nuove persone alla società segreta 'ndrangheta. Allora, di questi 3 mandamenti, Reggino, Ionico e Tirrenico, a turno esprimono il capo della provincia, che sarebbe poi il capo assoluto della 'ndrangheta. Non abbiamo ancora capito bene come avviene questa nomina, per quello che si può intuire segue un po' la regola del capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Italiane, cioè una volta la Marina, una volta l'Esercito, una volta l'Aeronautica, quindi credo che grosso modo funzioni così. Ultimamente il capo era, l'abbiamo letto credo su tutti i giornali, quel Mimmo Opperisano, che è stato captato dai carabinieri del ROS mentre si scambiava informazioni con Mimmo Gangemi di Genova su come andavano appunto le cose in Liguria, e Gangemi diceva: in Liguria comandiamo noi, non comandano i liguri. Ecco, qui torniamo alla domanda che forse doveva precedere questa mia esposizione: ma esiste una criminalità organizzata in Liguria e per quello che ci interessa nella provincia di Imperia? Allora, qui non dovremmo fare altro che leggere quello che già è stato scritto, come ricordava il dottor Pre, da tantissimi anni, sia nelle relazioni della Commissione parlamentare antimafia, sia nelle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e della stessa Direzione Investigativa Antimafia. Per i non addetti ai lavori, ovviamente Direzione Nazionale Antimafia significa Procura Nazionale Antimafia, quindi magistrati, Direzione Investigativa Antimafia parla dell'organo investigativo, quindi di polizia giudiziaria, DELIT, istituito a suo tempo
contestualmente la Procura Nazionale Antimafia proprio per contrastare il crimine organizzato. Ebbene, tutte queste tre istituzioni sono concordi nell'affermare da tempo che c'è una presenza massiccia e ormai radicata da tempo dell''ndrangheta nel ponente ligure, soprattutto in alcuni comuni che vengono espressamente indicati, sono Taggia, Riva Ligure, Sanremo, Bordighera e soprattutto Ventimiglia, che viene considerato il centro nevralgico dell''ndrangheta nel ponente ligure. La Liguria ha anche una caratteristica nell'organizzazione verticistica dell''ndrangheta, è l'unica regione che è coordinata unitamente al Piemonte, Basso Piemonte e Lombardia con la cosiddetta Camera di Controllo, e che è un organismo che altre regioni non hanno. Probabilmente è stata pensata dai capi proprio per l'importanza strategica da un punto di vista economico di queste tre regioni, perché sono tre regioni ricche. Naturalmente dove troviamo il crimine? Lo troviamo dove c'è ricchezza, dove c'è denaro, e in aree depresse non c'è niente da rubare, detto tra virgolette in estrema sintesi, e quindi non c'è nessun interesse da parte delle organizzazioni criminali. Questa Camera di Controllo ha sostanzialmente, per quello che si è capito, il compito di dirimere controversie interregionali e suddividere gli affari. Come regola, ogni famiglia andrina che fa parte di una locale, quindi anche le locali qui della Liguria, comunque in ogni caso risponde al mandamento d'origine, che sarà quello reggino, cioè della Reggio Città o della Ionica o della Tirrenica. Questo a grandi linee. Ma per tornare alla politica, sempre per quello che abbiamo appreso dalle attività di indagine, soprattutto delle attività di intercettazione ambientale, mentre nel sud dell'Italia l'organizzazione criminale ha la capacità di imporre propri candidati, che quindi vengono individuati, scelti e fatti eleggere, qui la situazione è diversa. Le organizzazioni criminali, per quello che sappiamo, e speriamo che non peggiori la situazione nel futuro, non hanno una pervasività tale da condizionare quindi anche la vita dei singoli partiti, sì da individuare dei candidati, quindi fare eleggere quelli che loro propongono, cioè questo lo devi eleggere, quindi mettono in lista. Però abbiamo verificato, anche in indagini fatte dalla Procura di Sanremo, che ci sono dei candidati che cercano l'appoggio ovviamente di queste organizzazioni criminali per raccogliere voti ed essere eletti, quindi è un percorso diverso. È il politico che si offre, cerca appoggio elettorale e ovviamente promette qualcosa in cambio. Qualcosa già è emerso nei processi in corso, soprattutto quello da poco terminato presso il Tribunale di Sanremo, in cui ci sono intercettazioni piuttosto chiare sotto questo profilo. Altri casi sono emersi dall'indagine nota appunto come il crimine, il Maio 3, che sono state condotte dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Di quelle chiunque di noi può avere conoscenza, perché ormai su internet trovi di tutto e trovi quindi anche tutti i provvedimenti emessi da quelle autorità, soprattutto i fermi di polizia giudiziaria molto articolati. Stiamo parlando di provvedimenti 1400 pagine dove diffusamente vengono riportate le intercettazioni in ambientale effettuate presso quelle località o quei posti dove i capi bastone ricevevano questi personaggi. Cosa bisogna fare ovviamente in una situazione di questo tipo? Bisogna rifiutare la logica dello scambio, perché è evidente. L'antimafia non può essere affidata soltanto ai magistrati, alle forze di polizia. L'antimafia vera si fa dal basso, si fa partendo dalle scuole, educando i ragazzi a quelli che sono i valori della legalità e il rispetto degli altri. Si fa sui luoghi di lavoro,
chiedendo il rispetto ovviamente dei diritti sindacali, per esempio. Non dimentichiamoci, e qui ovviamente mi rivolgo alla platea di imprenditori presenti, che uno dei rischi che si possono verificare per quanto riguarda l'inquinamento da criminalità organizzata è quello di accettare l'aiuto di queste organizzazioni criminali per risolvere situazioni di conflittualità all'interno di aziende, perché ecco, si lascia all'organizzazione criminale la guardiania del cantiere, si lascia all'organizzazione criminale il compito di dirimere conflittualità con alcuni dipendenti. Certo, nell'immediato c'è un ritorno, l'azienda va bene, ma a lungo andare questo patto scellerato è destinato a strangolare l'azienda. Nessuno fa nulla per nulla, questo è evidente. Ne abbiamo avuto anche recentemente degli esempi piuttosto preoccupanti che sono stati già oggetto di giudizi conclusi con condanne, in cui persone sicuramente vicine a questi contesti criminali pretendevano da imprenditori determinati comportamenti rivendicando favori fatti in passato. Ecco, la politica e l'imprenditoria, che sono ovviamente quei momenti della vita sociale che possono fare la differenza nella vita di tutti i cittadini, devono essere in grado di poter dire, saper dire no, queste cose non vanno accettate. Il rispetto delle regole è fondamentale. Se rispetti le regole nessuno ti potrà mai un giorno contestare il favore che ti ha fatto. In sostanza, per non vedersi richiedere favori, no, a tua volta non li devi richiedere. È la regola base della comunità. Vanno rispettate le regole in buona sostanza. Quindi tornando alla domanda che lei mi ha fatto, sì, sono stati accertati, almeno nell'ambito, nel distretto di questo nostro territorio, io per questo posso parlare, dei rapporti anomali tra esponenti della politica e organizzazioni criminali. Sta alla politica con la P maiuscola rifiutare questi condizionamenti, rifiutare questa metodologia di sollecitazione elettorale e guardare a quello che è l'interesse della collettività, al limite anche del proprio partito, ma non proprio personale. Qui stiamo parlando di persone che guardavano l'interesse ovviamente personale, perché all'elezione conseguivano ovviamente dei conseguenti benefici. La politica deve essere servizio, questo non dobbiamo dimenticarci. Il mio è un servizio, quello del politico che chiede di impegnarsi nella cosa degli altri è un servizio, anche quello dell'imprenditore è un servizio, perché certo l'impresa deve fare profitto, ma ovviamente deve pensare a un qualcosa che migliora la qualità del mondo in cui si trova ad operare, e in primo luogo la qualità della vita di chi lavora per quell'azienda e soprattutto la qualità del territorio e del tessuto sociale. La regola fondamentale è sempre una: noi siamo una meteora in questo nostro passaggio sulla Terra, dobbiamo cercare di lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato, e questo significa rispettare le regole. Questo per la prima risposta. Bene, intanto